Buongiorno da Sicilia 24, i titoli del telegiornale. Ingerisce candeggina e muore a soli 10 mesi nella sua casa a Noto. Sconvolta la comunità, la procura di Siracusa apre un'inchiesta. Al nostro TG la testimonianza del medico che ha soccorso la piccola. La strage di Casteldaccia, oggi le ultime 2 autopsie sui corpi delle vittime, da domani i funerali. Intanto resta indagato solo il titolare della Quadrifoglio Group, l'impresa che aveva avuto in subappalto dalla TEC i lavori disposti dall'acquedotto di Palermo. Liquami sversati nel fiume Alcantara e corruzione, 4 le ordinanze nell'operazione della Guardia di Finanza di Messina, coinvolti ex dirigente del consorzio di Taormina, 2 imprenditori e un professionista. Gli imprenditori devono denunciare il pizzo. Le parole della neopresidente di Confindustria Catania Busi nel giorno del suo insediamento sollecitano legalità e l'esigenza di interventi strutturali nella zona industriale. Per fortuna la siccità sta colpendo il sud, scatenano polemiche le parole del ministro Lollobrigida durante il question time in Senato. Intanto in Sicilia torna in campagna elettorale Gianfranco Micci, che è rientrato in Forza Italia. Dopo le piogge dei giorni scorsi, per il fine settimana gli esperti prevedono sole e temperature in rialzo. Tra le possibili mete del weekend la Valle dei Templi di Agrigento, compreso il Tempio di Ercole, ieri eccezionalmente illuminato di blu. Calcio, Palermo obbligato a vincere contro il Sud Tirol per blindare il 6° posto. Il Lega Pro Catania pronto a partire per il ritiro in vista dei play-off. Ancora ben trovati. Noto è sconvolta per la morte di una bambina di soli 10 mesi. Avrebbe ingerito candeggina mentre si trovava in casa. La dinamica dei fatti è da chiarire, tant'è che la procura di Siracusa apre un'inchiesta. Al nostro TG la testimonianza del medico che ha soccorso la piccola. Francesco Aloi. La corsa fino all'ospedale, il tentativo di evitare la tragedia, ma così non è stato. Si è spento qui, al Trigona di Noto, il cuoricino della piccola di 10 mesi che ha ingerito candeggina. Abbiamo fatto più del possibile, guardi, però purtroppo non è andata come è andata. Era a casa con la mamma di 24 anni e 2 fratellini. Ad un certo punto, mentre stava gattonando, avrebbe rovesciato su di sé un secchio pieno di candeggina. Almeno questa è la versione che la madre ha raccontato ai carabinieri. La procura ha aperto un fascicolo e i militari della compagnia stanno facendo tutti i rilievi per confermare o meno l'ipotesi più accreditata, quella dell'incidente. Per questo l'appartamento nella periferia di Noto è sotto sequestro. Nel vicinato, come in tutta la cittadina del Siracusano, la notizia della tragedia è rimbalzata subito anche nel resto d'Italia. Un brutto pomeriggio che qui difficilmente dimenticheranno. È stata ritrovata la notte scorsa in un casolare di campagna nella zona di Giarre, in provincia di Catania, la 17enne Denise Darro, la cui scomparsa era stata denunciata 2 giorni fa dalla madre ai carabinieri di Taormina. La donna aveva riferito che la ragazza si era allontanata volontariamente dalla sua abitazione a Trappitello la sera del 2 maggio. Era a piedi insieme al suo cagnolino e non aveva più dato notizie di sé. La mobilitazione degli investigatori ha consentito la rapida individuazione del rifugio di Denise, che sta bene e non ha subito alcun incidente. Alla strage, alla tragedia di Casteldaccia, vengono completate nella giornata di oggi le autopsie sulle 5 vittime della strage sul lavoro. Ieri, lo ricordiamo, sono state eseguite le prime 3, da domani incomincia il rito dei funerali che si svolgeranno separatamente. Resta intanto solo uno, l'indagato, ma ci dice tutto Manlio Viola. Concluse le prime 3 autopsie sugli operai morti nella strage sul lavoro di Casteldaccia, oggi le prime salme vengono restituite alle famiglie per organizzare i funerali. Sempre oggi tocca alle altre 2 autopsie sulle altre vittime, che complessivamente sono 5. Domani dunque si potranno celebrare le esequie di Ignazio Giordano ed Epifanio Alsazia, mentre quelle di Giuseppe La Barbera si svolgeranno lunedì 13 maggio. Sarà l'arcivescovo di Monreale, Gualtiero Isacchi, a presiedere i funerali di Giordano. L'amministrazione regionale si farà carico
carico delle spese del funerale e della tumulazione. Le esequie di Epifanio Alsazia, il socio della ditta subappaltatrice, si celebreranno sempre domani, ma nella chiesa madre di Alcamo, nel Trapanese. C'è attesa invece per gli esiti delle autopsie sui corpi di Roberto Raneri e Giuseppe Miraglia. Per il momento resta soltanto uno l'indagato, si tratta di Nicolo Di Salvo, l'altro socio della Quadrifoglio Group di Partinico, impresa che resta sotto sequestro. Nessun provvedimento fino ad ora nei confronti dell'AMAP, l'azienda appaltante, né dei suoi funzionari, fra cui il direttore dei lavori, e neanche nei confronti della TEC, l'impresa che aveva vinto l'appalto ed ha subappaltato una parte del lavoro proprio alla Quadrifoglio. Le valutazioni sul proseguo delle indagini i magistrati le faranno soltanto quando avranno il quadro completo, ed anche il primo avviso di garanzia è stato un passaggio tecnico per consentire a Di Salvo di nominare i propri consulenti che stanno partecipando agli esami autoptici. Domani e lunedì spazio al dolore e agli ultimi saluti. Gli sviluppi investigativi arriveranno probabilmente da martedì. A Palermo un uomo è stato ferito alle gambe a colpi d'arma da fuoco. L'agguato è avvenuto in via Ruggero Loria nel quartiere Monte Pellegrino. Secondo una prima ricostruzione, la vittima è stata affiancata da una persona con il volto coperto dal casco che ha esploso 2 colpi d'arma da fuoco. La vittima è ricoverata e piantonata all'ospedale Villa Sofia di Palermo. 2 colpi di fucile contro la macchina del sindaco di Sommatino, paese nel Nisseno, dove si sono registrate peraltro altre intimidazioni negli anni scorsi. Ma sentiamo Marco Carli. 2 fori causati da colpi d'arma da fuoco, un fucile in questo caso, trovati sulla carrozzeria della propria auto. Così è cominciata la giornata di lavoro per il sindaco di Sommatino, in provincia di Caltanissetta, Salvatore Letizia. Il sindaco racconta di qualche no che ha dovuto dire anche di fronte a richieste in taluni casi un po' fuori luogo che arrivano all'amministrazione. Sul caso indaga la compagnia dei carabinieri di Caltanissetta dopo la denuncia dei fatti da parte del primo cittadino. Al momento si è ancora nelle fasi degli accertamenti preliminari. Si confida nelle immagini delle telecamere che si trovano nella zona vicino alla casa del sindaco, dove appunto era posteggiata l'auto su cui sono stati ritrovati i fori causati dai colpi di fucile. Non è il primo caso di intimidazione nel paese. Nel 2017 davanti all'abitazione del sindaco precedente era stata trovata una bottiglia di plastica con liquido infiammabile all'interno e che presentava all'esterno 3 cartucce di arma da fuoco. Insomma, non è la prima volta. Il dato siciliano in tal senso eloquente: ben 33 atti intimidatori l'anno per amministratori vari. Solidarietà ovviamente per il sindaco di Sommatino con il gesto che viene definito ignobile, codardo e assolutamente inaccettabile. È stato segnalato a Catania un allarme bomba. Ecco, vi mostriamo il motivo di questa segnalazione. Come vedete nel cerchio, nella cerchiatura rossa, un trolley che è stato lasciato appunto su questo marciapiede. Ci troviamo nei pressi di Corso Italia, appunto a Catania, nella zona del Palazzo delle Scienze. Sono in corso al momento delle ispezioni e delle verifiche. Ecco, vediamo queste immagini dall'alto. Ci sono appunto le pattuglie della polizia. Si tratta anche di personale specializzato della polizia che sta verificando naturalmente la veridicità di questo allarme. Ovviamente vi faremo sapere nella prossima edizione del nostro telegiornale. Adesso andiamo alla Guardia di Finanza di Messina, che svela un sistema di corruzione, di gestione clientelare che è legato a un consorzio Rete Fognante di Taormina. Nei guai ex dirigenti dell'ente e imprenditori. Ci dice tutto Francesco Triolo. Corruzione, turbata libertà nel processo di selezione degli appalti, falsificazione, truffe ed inquinamento ambientale sono queste le accuse che hanno portato i finanzieri di Messina e i poliziotti del commissariato di Taormina ad eseguire un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di vari soggetti legati al consorzio Rete Fognante di Taormina, responsabile dell'impianto fognario della zona ionica di Messina. Nei guai 2 ex dirigenti dell'ente che avevano il controllo sul lavoro di manutenzione dell'ente pubblico, assegnandoli in modo arbitrario per fini personali, e 2 imprenditori. Disposta la sospensione dall'esercizio del pubblico ufficio nei confronti di un ex dirigente del consorzio e il divieto temporaneo per gli imprenditori della provincia di Messina ed un professionista già dirigente dell'ente di contrarre con la pubblica amministrazione. Le indagini condotte dalla polizia e dalla Guardia di Finanza hanno rivelato un sistema consolidato di cattiva gestione delle funzioni pubbliche. Il sistema illecito, secondo gli investigatori, ruotava attorno alle figure dei 2 dirigenti rispettivamente responsabili dell'area tecnica e dell'area finanziaria, che gestivano in maniera clientelare i lavori di manutenzione dell'ente pubblico inosservanti della vigente normativa sui contratti pubblici, affidandoli arbitrariamente a taluni imprenditori per la realizzazione di scopi personalistici, quali incarichi privati, retribuiti ed altre varie utilità economiche.
Le indagini avrebbero dimostrato come il responsabile tecnico avrebbe consentito l'utilizzo dell'impianto di depurazione anche in assenza dell'autorizzazione allo scarico, risultato ormai scaduta, e della manutenzione della struttura obbligatoria per il trattamento a norma di legge delle acque reflue, arrivando persino ad autorizzare uno degli imprenditori colpiti dalla misura restrittiva allo scarico reiterato di reflui fognari non depurati nelle acque del fiume Alcantara, in totale inosservanza delle prescrizioni, cagionando un significativo danno all'ecosistema fluviale. La Guardia di Finanza ha scoperto e sequestrato ad Alcamo una discarica abusiva di oltre 5.000 metri quadri e denunciato un imprenditore per reati ambientali. Nell'area che vedete c'era un deposito di rifiuti pericolosi ricavato in una proprietà vicina al centro abitato. Inoltre era stata allestita un'officina meccanica dove si eseguivano lavorazioni di verniciatura e saldatura senza autorizzazioni ambientali. A Catania, nuovo corso per Confindustria. Oggi la Presidente Busi punta su legalità e interventi strutturali e dice gli imprenditori devono denunciare il pizzo. Sentiamo Giusy Lazzara. Si riparte a Confindustria Catania con Cristina Busi, da 40 anni a capo di un'azienda. Chiaro deciso il suo programma per i prossimi 4 anni, presentato oggi nell'Assemblea Generale alla presenza del Presidente del Senato Ignazio La Russa e del Ministro degli Affari Europei e del PNRR Raffaele Fitto. Il nuovo corso per Confindustria, che rappresenta 700 imprese da lavoro a 26.000 persone, parte dalla legalità. Mettersi a posto, molti imprenditori, e il caso anche stato quello di Catania, dicevano appunto questo, che c'è comunque una pressione sempre della criminalità sugli imprenditori. Credo che sia assolutamente inaccettabile per gli imprenditori della mia generazione e soprattutto della generazione dei giovani. Non deve esistere, si denuncia. L'etica è fondamentale, tutti noi abbiamo firmato un codice etico, bisogna crederci. Altra priorità, il degrado della zona industriale, un'area che vive l'abbandono di istituzioni e amministrazioni locali. Al di là del discorso finanziario, ma anche proprio una gestione rapida e tempestiva. Ad esempio, si avvicina l'agosto, c'è un piano antincendi che tutti gli anni rischia di distruggere le nostre aziende e di ferire i nostri dipendenti? Ecco, queste sono le cose immediate. Poi è chiaro, il fondo, la parte economica sarà da valutare. E poi la sicurezza sul lavoro, l'impiego femminile e giovanile con la fuga dei cervelli, chiarezza e coinvolgimento delle imprese in vista dell'arrivo dei fondi del PNRR e delle zone economiche speciali, le ZES. Catania è sicuramente uno dei poli più rilevanti e importanti del Mezzogiorno d'Italia. Noi abbiamo un divario tra il nord e il sud che è storico, che ereditiamo. Capisco che nella polemica politica spesso si attribuisce a provvedimenti che verranno i problemi che ci sono, e questo è abbastanza singolare. Un lavoro di pressione anche sul Parlamento europeo, quello annunciato dalla Busi, per superare lo svantaggio legato all'insularità. Pioggia di polemiche politiche in Sicilia dopo l'intervento del Ministro dell'Agricoltura, che al Senato durante il question time si è detto sollevato che la crisi idrica fosse arrivata in Sicilia e non altrove. Intanto nell'isola le elezioni segnano il ritorno in campagna elettorale di Gianfranco Miccichè, accantonato dagli azzurri un anno fa. Manlio Viola. Una gaffe dal sapore offensivo, una mancanza di rispetto nei confronti di tutto il sud Italia, ma in particolare della Sicilia. Per di più uscite dalla bocca del ministro dell'Agricoltura. Arriva nell'isola la eco di un intervento infausto da parte del ministro Francesco Lollobrigida in Senato. Parole che lasciano l'amaro in bocca alle sue. Per fortuna quest'anno la situazione legata alla siccità colpisce molto di più alcune regioni del sud, in particolare la Sicilia, e per fortuna molto meno le zone dalle quali lei proviene. Ma oggi a Catania getta acqua sul fuoco delle polemiche il presidente del Senato Ignazio La Russa, che derubrica l'incidente soltanto ad una espressione infelice, volendo dire tutt'altro. Non si può fare l'esegesi di ogni parola. Se io dico per fortuna ha colpito solo la Sicilia, non vuol dire che sono contento che ha colpito la Sicilia. Sono certo che lui volesse dire ci è andata male perché ha colpito la Sicilia.
Pioggia di critiche targate 5 Stelle che parlano di parole vergognose. Sui social poi c'è anche una videoreplica degli indipendentisti del gruppo Trinacria. Intanto la politica in Sicilia regala sorprese come il ritorno in campo di Gianfranco Miccichè, l'ex presidente dell'Ars ed ex coordinatore di Forza Italia, isolato dal partito da circa un anno dopo polemiche e scontri, sosterrà adesso alle europee l'assessore regionale Marco Falcone e l'eurodeputato uscente Caterina Chinnici. Una sorpresa, visto che proprio con Falcone fin dal 2021 c'era stato uno scambio di dure critiche, sia in eventi ufficiali che sui social. Pace fatta all'improvviso, sono questi i miracoli che fanno le elezioni. Adesso andiamo ad Aragona, un piccolo comune in provincia di Agrigento, dove c'è preoccupazione fra i cittadini per le nuove installazioni di antenne di telefonia considerate dannose per la salute pubblica a ridosso delle abitazioni, soprattutto perché è lì che vengono installate. È stata organizzata una marcia di protesta. Sentiamo Davide Sarto. Insieme per dire no alle antenne. Ad Aragona, in provincia di Agrigento, la cittadinanza è stata in marcia dal municipio fino alla zona del cimitero comunale, capitanata dal sindaco Giuseppe Pendolino, dall'arciprete Don Angelo Chillura e dal comitato No Antenne. E la protesta è stata rivolta verso l'installazione di nuove antenne ritenute dannose per la salute pubblica nel centro abitato, a ridosso delle abitazioni, sopra i tetti dei palazzi, nei giardini e a di terreno di privati che per l'affitto ricevono somme di denaro cospicue da parte delle multinazionali del settore delle telecomunicazioni e della telefonia. Chi rimarrà qua ad Aragona almeno stia in ottima salute, goda in ottima salute. Ci battiamo proprio per questo motivo, noi genitori. Ma già prima, molti anni fa, c'era un'antenna qui in un palazzo e le hanno smesse perché c'erano delle malattie e l'hanno direttamente annullata l'antenna. Le amministrazioni locali nulla possono contro tali installazioni, i sindaci non hanno la possibilità di concedere o no le autorizzazioni. La competenza esclusiva è del governo nazionale, che ha già emanato un'apposita norma che permette ai gestori di telefonia mobile di procedere con le installazioni in autonomia, scegliendo luoghi e modalità senza interpellare gli enti pubblici quali comune, provincia e regione. In termini legali ci stiamo attivando per vedere se riusciamo a bloccare questo fenomeno così dilagante che riteniamo che sia pericoloso per la salute. La comunità d'Aragona ha voluto manifestare in maniera così ufficiale e pubblica per dire le antenne vanno bene ma lontane dal centro abitato, quindi non all'installazione di altre antenne ma anche lo spostamento di queste antenne che già esistono. Adesso ci fermiamo per una breve pausa e ritorniamo tra poco, vi porteremo al Parco Gandhi a Catania. Seconda parte di Sicilia 24, prima di proseguire con i servizi vi diciamo che si è rivelato un falso allarme, quello del pacco bomba. C'era stato, le abbiamo riferito nella prima parte del nostro telegiornale, appunto un allarme per un sospetto su un trolley che era stato lasciato su marciapiede al Corso Italia a Catania. Gli artificieri hanno fatto brillare il pacco, nessun problema, insomma la zona è assolutamente tranquilla e l'allarme è rientrato. Restiamo a Catania però e andiamo a un parco che sicuramente mostra una vera e propria desolazione, quella del Parco Gandhi, dove peraltro i rischi per la salute ci sono. Off limits è il parco giochi, dove tra le erbacce proliferano zecche e processionaria. Sentiamo Tonino De Mana. Riservava un giorno della settimana al silenzio, ma se Gandhi avesse saputo che un parco così abbandonato fosse intitolato alla sua memoria, chissà quanto avrebbe parlato e soprattutto chissà quanto si sarebbe lamentato. A Catania è in totale abbandono il Parco Gandhi, per fortuna poco frequentato anche perché i rischi sono elevati. Tra la fitta ed incolta vegetazione proliferano zecche e processionaria che rappresentano un serio pericolo per la salute. Il parco giochi che vedete è sommerso dalle erbacce che magari potrebbero attutire
udire il colpo se qualche bambino dovesse cadere. Ma da queste parti nessuno cade, anche perché nessun bambino gioca e non potrebbe essere altrimenti. Sin dall'ingresso si percepisce il senso di abbandono, addirittura il cancello principale è tinteggiato a metà, mentre il passamano è pressoché invisibile e ricoperto dai rovi. L'ombra è garantita da questi alberi secolari, ma stazionare sotto non è consigliabile. Come ben vedete, al Parco Gandhi da oltre 3 mesi non vediamo la ordinaria manutenzione e i risultati sono di erba incolta, giochi completamente pieni di erba alta, alberi pericolanti e abbiamo anche un allarme di zecche e processionario. E i rami degli alberi arrivano fino ai palazzi circostanti. Sono i rami che praticamente hanno invaso il condominio e stanno quasi arrivando a ridosso delle finestre, dei balconi e dei residenti stessi. Quindi quello che si chiede al Comune di Catania è una maggiore attenzione, una potatura degli alberi che non viene fatta ormai da anni. Mozioni e richieste di intervento al Comune di Catania sono spesso lettera morta ed allora non resta che lanciare l'ennesimo appello. Vuole fare un appello al sindaco? Sì, recentemente lei ci ha comunicato che dobbiamo prenderci noi come consigliere cura dei propri spazi, ma questo cosa vuol dire? Che dobbiamo tagliare gli alberi, scerbare l'erba e pulire le piazze? Beh, prontamente il sindaco Trantino risponderà di certo, perché dopo il nostro telegiornale alle 14.30 torna nostro ospite il sindaco di Catania Enrico Trantino. Per le vostre domande potete scrivere al nostro numero WhatsApp 342 74 55005 o inviare una mail a sicilia24focus@telecolor.it. Vi aspettiamo con il sindaco Trantino e il nostro direttore Michele Cucuzza alle ore 14.30. Come sarà il fine settimana? Questi giorni sono stati caratterizzati dalla pioggia, dall'abbassamento delle temperature, e invece sembra proprio che l'estate o comunque il caldo sia alle porte. Ci dice tutto nel servizio Eva Spampinato. Uno spettacolo suggestivo che apre il weekend siciliano con la maestosità del Tempio di Ercole nella Valle dei Templi di Agrigento che si accende di blu per celebrare la giornata dell'Europa. Un'illuminazione straordinaria che rende omaggio alla storia millenaria del continente e al suo futuro. Un evento che inaugura il fine settimana siciliano denso di appuntamenti e che si prevede con un netto miglioramento delle condizioni meteo. Se oggi il tempo sarà ancora instabile, con una alternanza di nubi e sole e le temperature ancora al di sotto delle medie stagionali, sabato e domenica la situazione sarà in netta ripresa. Gli appuntamenti domenicali siciliani, tra cultura, enogastronomia, musica e iniziative per la festa della mamma, saranno accompagnati dal sole e dalle temperature in aumento. Così il popolo della Corri Catania, la corsa camminata di solidarietà che porterà nelle vie del centro storico etneo migliaia di persone, potrà godere di una bella giornata di sole. La colonnina di mercurio infatti supererà i 20 gradi in tutta la Sicilia, soprattutto nella zona orientale dell'isola, che a partire dalla metà della prossima settimana sarà protagonista della prima ondata di calore della stagione. Previsti picchi che supereranno i 30 gradi nel siracusano e nel catanese, mentre le temperature rimarranno nelle medie del periodo nel versante occidentale. Dopo la parentesi autunnale si ritorna al mare. Una pausa e poi il calcio. Al calcio con il Palermo questa sera a Bolzano contro il Sud Tirol nell'ultima giornata di campionato rosanero, che devono difendere il 6° posto per giocare in casa il primo turno play-off. Marco Gullà. C'è un 6° posto da difendere e l'unica chiave è quella della vittoria. Si chiude stasera il campionato di Serie B in attesa ovviamente dei play-off. Il Palermo sul campo del Sud Tirol, che non ha più nulla da chiedere, deve necessariamente vincere per respingere l'assalto al 6° posto di Sampdoria e Brescia. Ovviamente il Palermo potrebbe conservare la 6ª posizione anche perdendo o pareggiando, ma tutto dipenderebbe dai risultati delle dirette concorrenti. La formazione rosanero nelle ultime 12 gare ha vinto però una sola volta. È un problema dove probabilmente sono state sbagliate tante scelte ci hanno fatto, non ci hanno permesso magari di provare di riuscire a fare il 3-1, e tante scelte non ci hanno permesso di tenere la palla distante dalla nostra area di rigore. Secondo me queste scelte partono dalla testa e non da una questione tattica. Questo è il mio pensiero.
Un problema mentale per Mignani, che insiste sul 3-5-2. Ranocchia, Stulaz ed Henderson reggeranno il centrocampo. Brunori e Soleri confermati in attacco. Desplanche in porta. Sud Tirol che non può più raggiungere playoff, ma vorrà chiudere senza perdere davanti al proprio pubblico. Fischio d'inizio alle 20:30. A 4 giorni dall'esordio nei play-off, in casa Catania ha parlato Zeoli prima della partenza per Fiuggi. Ieri intanto iniezione di fiducia con 2000 tifosi al Massimino per l'allenamento. Marco Carli. L'obiettivo è chiaro e l'hanno ricordato i 2000 tifosi al Massimino nell'allenamento a porte aperte: dare un senso alla stagione che ha regalato la Coppa Italia, ma che in campionato per il Catania ha visto troppe cadute. E allora, in vista dei playoff, ecco l'entusiasmo trascinante del pubblico rossazzurro per dare la spinta. La squadra applaude e raccoglie incoraggiamenti e richieste, tutti uniti per questo atto conclusivo del torneo. Tante volte dicevo che questi ragazzi erano distanti. Li vedevo distanti, è un pensiero mio personale, dalla piazza, dalla città, da quello che proprio a livello viscerale il tifoso vuole, e ieri è stata una giornata che ogni allenatore vorrebbe avere. Sul campo, l'abbiamo detto in questi giorni, il sistema sarà quello utilizzato negli ultimi match e alcune soluzioni tattiche usate nella partita col Benevento, su tutte Cicerelli come mezzala e Quain in difesa, potrebbero essere nuovamente riproposte. Sturaro, frenato da un altro problema fisico, un risentimento muscolare. Sturaro ha questo piccolo affaticamento, speriamo e pensiamo di recuperarlo per il ritorno. Beters, Silvestri aggregati al gruppo. Abbiamo pensato anche a Tommaso di metterlo nella lista, però ci sono delle valutazioni importanti che adesso non penso sia il momento di parlare, nonostante il ragazzo vorrebbe a tutti i costi far parte dei disponibili. La squadra è in partenza per Fiuggi in attesa di sapere l'avversario del primo turno della fase nazionale dei playoff. Il telegiornale è finito, vi lascio al nostro appuntamento con il sindaco, lo spazio consueto del venerdì con il sindaco di Catania Trantino e Michele Cucuzza. Vi ricordo che il telegiornale tornerà nella prossima edizione alle 19. A tutti buon pomeriggio.